Buonasera a tutti, eccoci, siamo arrivati alla 14ª puntata di Che calcio che fa, dopo un weekend calcistico che sembrava un po' una fotocopia della settimana precedente, dove le prime squadre si stavano impattando. Invece all'ultimo secondo, ieri, c'è stato un bellissimo tiro, un bellissimo gol di Fabian Ruiz che ha decretato ovviamente la vittoria per 2-1 a Roma contro la Lazio, e quindi il raggiungimento da parte del Napoli nei confronti appunto del Milan, che è primo in classifica, appunto appaiati, poi a 2 punti segue l'Inter, zitta zitta arriva la Juventus. Di tutto ciò parleremo tra poco con il nostro ospite Carlo Amateti, che è il direttore di Sagoma Edizioni, e probabilmente anche, dico probabilmente perché è annunciato in qualche modo con un collegamento, non so ancora se sarà telefonico oppure tramite la nostra piattaforma StreamYard, con Andrea Sant'Anastaso, quindi un attore e direttore del Teatro Cantelli di Vignola. A questo punto non mi resta altro che andare un attimo a riguardare quelli che sono i nostri riferimenti, che sono innanzitutto silviomusicradio.it, che è la radio che ci accoglie in questo format in streaming sulla pagina Facebook, oltre ovviamente anche alle pagine personali a Che calcio che fa. Ricordo che abbiamo sempre un po' un appuntamento, anche se oggi forse ne parleremo in altro modo, ma comunque abbiamo Carlo Amateti, che è appunto un editore, con il nostro piccolo spazio riguardante i libri, quindi la collaborazione con i Mondadori Bookstore di Acquiterme, Crema, Genoa Sesti Ponente, Loano, Sesti Levante, Trento e Varase, con i quali appunto collaboro al martedì con Equilibri, Sport, Salute e Benessere, e al giovedì con Diretta Libro. Completo questa fase iniziale con la nostra collaborazione con l'associazione Conosci Frederick per la ricerca e la cura della tassia di Frederick, www.per-ema.it. Unisciti alla campagna ogni giorno per EMA. Ripeto, è un'associazione che conosco benissimo, di gente molto ma molto seria, che sta veramente studiando, andando molto avanti nel discorso della ricerca nei confronti appunto delle malattie rare, come appunto la tassia di Frederick. Bene, a questo punto non mi resta altro che portare in primo piano, nell'attesa dell'altra persona, l'altra personalità, la parte rossonera della serata di oggi, che è Carlo Amateti. Ciao Carlo. Buongiorno a tutti. Sì, avrei preferito sinceramente avere di fronte anche il nostro caro amico. Lo possiamo anche inquadrare subito un attimo, andiamo a vederlo, eccolo qua, perché voi siete spiritosi, ovviamente poi insomma attore di teatro, Andrea Sant'Anastaso, quindi insomma molto figlio di Pippo, no? Quindi Grande Pippo. dei grandi fratelli Mario e Pippo Sant'Anastaso, e quindi è attore e speaker, comico, autore e direttore del Teatro Cantelli di Vignola, quindi insomma cabarettista ovviamente, mentre invece dall'altra parte appunto ci sei tu, però a questo punto non posso negare la tua immagine, eccola qua, Carlo Amateti, eccolo qua con la tua data di 19/12/1970, eccolo qua, quindi milanista di vecchia data. Bene, allora a questo punto non ci resta... Volevi Sant'Anastaso perché così 2 contro 1 eravate in equilibrio, diciamo. No, mi dispiace, ma io conduco, non dico assolutamente niente, no, assolutamente. Anche perché poi, per esempio, mi sono permesso di fare un post, no? Sai, si scherza, si gioca anche un po' su Facebook riguardante il gol che è stato, entriamo subito a gamba tesa, il gol che è stato convalidato all'Udinese contro il Milan, no? In quel caso si nota che l'arbitro ha visto in una certa direzione, il VAR non ha riscontrato l'immagine giusta, ovviamente, e a quel punto lì non puoi fare altro che dire vabbè, l'avrà toccata, il si dice non esiste. Come del resto dall'altra parte, nel famosa punizione, fallo che non è stato rilevato, perché è stato considerato non fallo da parte dell'arbitro di giro su Sanchez. A quel punto lì alla fine il VAR è andato a ricontrollare e quindi ha decretato che non era
non era fallo, il gol era buono. Quindi in tutte e due le situazioni ci sono i due elementi: l'arbitro che decide con la sua possibilità visiva, ovviamente, e dall'altra parte il VAR che certifica con i suoi mezzi. Il si dice è un po' difficile, insomma, no? Quindi si è scatenata una bagarre riguardo a questo, insomma. Ovviamente noi milanisti siamo sofferenti, ma ovviamente la nostra valutazione dei casi arbitrali è filtrata dalla passione, quindi non possiamo neanche farci niente. Al di là del caso oggettivo, quello per il quale Sì, qualche giornata fa si era scusato addirittura l'arbitro, sì. mettiamola così, sicuramente non creiamo in alcun tipo di soggezione nei confronti dell'arbitro, quindi diciamo, ecco, possiamo solo dire questo, ecco, da un Ok, va punto bene, mi fermo oggettivo. qua. Mi Ecco. fermo qua perché io sono un conduttore, quindi non posso replicare, È lì ovviamente, il no? bello, quello che È mi lì il piace. bello, vedi, mannaggia, bocazza Vederti messa. legato. Va bene, allora senti, però adesso scherziamo ed è la cosa più bella e simpatica, anche perché poi scherziamo anche con una persona, Carlo Amatetti, che è non a caso direttore di una casa editrice che appunto Sagome Edizioni, che tratta proprio il sorriso, l'ironia, e quindi trattata a livello di spettacolo e con grandi personaggi, ovviamente. Quindi ne abbiamo parlato recentemente, è stata una bella puntata, e questo per dire che insomma si scherza, è anche giusto che ci sia lo spazio per cercare di prendersi un po' in giro, no? Infatti io ho apprezzato l'ironia con la quale tu mi hai invitato come esperto calcistico, quindi sono Esatto. venuto di conseguenza con grande entusiasmo. Va bene, perfetto. Infatti mi piace anche che ci possa essere quindi questa contrapposizione, non so se riusciremo ad averla appunto con Andrea Santonastaso. Nel frattempo andiamo a vedere una considerazione, no? Allora in questo momento storico era il famoso Ciapanò, no? Settimana scorsa avevano rilevato una cosa, che la Fiorentina, no, cos'era la Fiorentina? Non mi ricordo più, se la Fiorentina aveva vinto, aveva battuto l'Atalanta, no? Ecco, mi sembra, adesso mi sfugge un attimo la partita, insomma il lato sinistro della classifica non aveva vinto, eccetto una squadra. Il lato destro della classifica aveva fatto punti vincendo, no? Una cosa pesante. L'Inter aveva perso col Sassuolo, il Milan aveva pareggiato la Salernitana, e via andare, no? Il pareggio mi sembra anche della... Ah, no, quindi era Atalanta, no, l'Atalanta con la Juventus. Vabbè, insomma, sta di fatto che arrivato a un certo punto le squadre non andavano a prendere punti alla testa della classifica. Ieri c'è stato questo famoso gol, tra parentesi strepitoso, di Fabian Ruiz all'ultimo secondo, che quindi svolta, cioè alla fine il calcio è fatto di questi episodi. Abbiamo parlato prima di episodio, ha toccato con la mano, è fallo di Giroud, non è fallo di Giroud. Alla fine non è una scienza esatta, no? Cosa No. dici per Guarda, questa io alla giornata? fine accolgo bene, con affetto i napoletani nel terzetto di testa, perché non se ne poteva più dei cugini, cioè veramente. Ah beh, Io certo, cioè giusto. era veramente un'agonia inaccettabile. A questo punto meglio che si aggiunga un terzo, che facciamo un po', come dire, che la festa si rende più Certo. frizzantina, perché se dipende il divertimento da queste 2 squadre milanesi era veramente Beh, terribile. allora io adesso ti dico, cioè, tu sei entrato già a gamba tesa, no? Ecco, ti devo dire la verità che negli ultimi anni, infatti sono un po' risentito con gli amici milanisti, io ho difeso molto le squadre di Milano, perché si stava vivendo qui a Milano una tragedia, no? Perché vinceva la Juve ogni anno, le altre squadre bene o male ne galleggiavano, ma comunque c'era una situazione abbastanza stantia, e arrivato a un certo punto l'Inter e il Milan con il fair play finanziario hanno pagato e i cambi societari hanno pagato pesantemente dal punto di vista economico, e quindi di conseguenza non puoi prendere i giocatori interessanti, no? E quindi ho difeso anche i cugini. Adesso la lotta è diventata come quella di una volta, quindi sono contento perché ci si tira, diciamo, le scudisciate l'uno con l'altro, perché vuol dire che siamo diventati più forti, vuol dire No, per che carità, siamo cresciuti, no? sempre meglio l'autoironia e, come dire, gli sberleffi ad alta classifica che quelli a mezza classifica, che sono ancora più Certo. tristi, per carità. Quello che mi vien da pensare da milanista è che,
Allora, oggettivamente la struttura di squadra dell'Inter è superiore a quella del Milan, diciamoci la verità. Ha un po' più Noi di vantaggio di forse di un costruzione di un paio d'anni. Esatto, esatto, Sì, sicuramente qualche soldo in più perché comunque noi sì, mettiamo il giusto. A noi, cioè a me no, a me progetto mi diverte molto il fatto, cioè una volta che abbiam messo, da parte i sogni di gloria berlusconiani, okay, quindi una volta che siamo diventati una squadra normalissima, a questo punto attendevo con trepidazione un soggetto che per motivi suoi, per carità di Dio, però perseguisse la strada dei giovani. Cioè, un progetto basato sui giovani a me entusiasma molto di più. È ovvio che un progetto basato sui giovani, anche qui ovviamente perseguito per ragioni tutto quello che ti pare, ma a sì. noi tifosi che ce ne frega, ti crea entusiasmo perché comunque c'è una maggior, cioè la parte emotiva ti tira su, ecco. Però evidentemente il giovane ha anche una serie di Sì, altre poi soddisfazioni. a Vallata comunque molti dicono da 4 gironi delle ultime 2 stagioni in cui il Milan è primo o secondo. No, no, per carità di Dio, però Quindi non so io però quando vedo la classifica, comunque quando ragiono in termini di vittoria finale, son sempre un po' scettico perché vedo sempre che comunque la rosa ha dei limiti. Cioè, come certo, dire, è ovvio che se fanno a gara a farci vincere, noi cerchiamo di vincere, okay, però ovvio. dipende molto anche dagli altri. In Certo. questo senso ovviamente l'afflosciarsi, di cui sono particolarmente contento, della Juventus, essendo io prima anti-gobbo e poi milanista, ehm, e ovviamente ha dato ossigeno alla Certo, ha un competizione po' reale tra le squadre. tutto il contesto in Esatto. generale, no, anche le stesse romane che hanno avuto comunque dei cambiamenti, no, perché la Roma doveva in qualche modo cambiare, la situazione di tanti anni di pallotta e dall'altra parte la Lazio forse doveva anche un po' cambiare un po' anche la stessa, ma al di là del fatto che poi vabbè, quello dipende sempre dai giocatori che vengono acquistati da Lotito. Vabbè, insomma, quindi è un momento in cui l'Inter e il Milan sono comunque cresciute. Il Napoli si è fatto sotto, è una squadra che comunque negli ultimi anni poteva fare molto di più, no? Da Ancelotti a Gattuso, i Sicuramente. giocatori bene o male c'erano dopo Sarri. Adesso c'è purtroppo, dico purtroppo perché si è in qualche modo inserita, anche se un po' a distanza e le squadre sono tre, si è inserita la Juventus al quarto posto con E quello non è bello, se ci pensi. non è, non è, Non è bello. non è bello, non si fa, Perché non è è giusto. zitta zitta, con un gioco veramente abbastanza inguardabile, però, continua a non perdere. Sì, il discorso non è che il gioco deve essere inguardabile, nel campionato bisogna fare i punti e quindi Esatto. anche quando è venuta a San Siro col Milan tutti han detto no, ha rinunciato e Allegri disse abbiamo fatto il punto. Ha fermato, Mentre quindi vuol dire aver fermato il Milan e aver preso un punto e dopo queste cose qua si vedranno. secondo me l'impressione è che mentre il Milan può vincere contro chiunque, la Juventus può perdere contro chiunque. Nell'attesa di cosa può accadere poi nel mondo reale, nel frattempo il Milan, frena insieme all'Inter e Napoli li raggiunge, la Juventus pure praticamente. Allora vediamo un attimo la classifica e poi il percorso. Allora la classifica ci dice questo, quindi abbiamo il Napoli e il Milan a 57 punti, l'Inter è a 55 con la solita partita da recuperare ovviamente, contro il Bologna. Poi abbiamo la Juventus di cui appunto dicevamo che ha raggiunto già quota 50 e poi, abbiamo l'Atalanta che è scivolata, oggi deve recuperare la partita con la Sampdoria, deve fare la partita con la Sampdoria e anche lei deve recuperare una partita, quindi potrebbero essere un 50, insomma ci potrebbe essere una coabitazione del quarto posto tra Juventus e Atalanta. Poi a seguire abbiamo la Roma a 44 che vince all'ultimo secondo, la Lazio che perde all'ultimo secondo a 43, la Fiorentina a 42, Verona a 40 e Sassuolo 36, che è una squadra che sta dando filo da torcere. La seconda parte della classifica andiamo a vedere, eccolo qua, abbiamo quindi il
adesso purtroppo non mi appare più lì davanti, vabbè, insomma, dopo c'è il Bologna, l'Empoli, l'Udinese, la Sampdoria, Spezia e il Cagliari che con Mazzarri sta facendo bene, infatti si vede che nelle ultime 5 giornate, andiamo a vedere, ha fatto 3 pareggi e 2 vittorie, tra parentesi anche la vittoria importante dell'altro giorno con il Torino, a casa del Torino. Poi abbiamo il Venezia, che è sempre una squadra difficile da affrontare, però alla fine perde punti, non ne fa, e il Genoa che ha fatto il quinto pareggio di fila da quando è arrivato il nuovo tecnico Blessin. E poi dopo c'è la Salernitana che anche qui ha 2 risultati, 4 ultime partite pareggiate, con le ultime 2 con Nicola alla guida appunto della Salernitana. Vediamo il percorso, eccolo qua, delle partite, quindi noi siamo arrivati alla 27esima partita, ne mancano 11 di partite, quindi ragazzi incomincia a poco a restringersi la possibilità di potersene andare via con più punti, quindi sarà una lotta dura veramente, e anche bello perché il nostro campionato non è quindi morto in partenza come altri campionati europei. Vediamo qua appunto che nell'ultimo periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 risultati utili consecutivi del Napoli non sono un caso. Il Milan, anche se ci sono 5 vittorie e 3 pareggi, qua abbiamo invece il Milan che ne ha fatti 5, in cui appunto svetta la vittoria nel derby, quindi 2 vittorie e 3 pareggi. L'Inter che invece nelle ultime 5 partite ha fatto una vittoria e 2 pareggi con 2 sconfitte, dopo aver fatto un grandissimo filotto. Vediamo per esempio la Juventus che zitta dopo quel periodo iniziale di 15 partite, 14 partite, ha inanellato la bellezza di 13 risultati consecutivi con 1, 2, 3, 4, 5 pareggi e 8 vittorie. L'Atalanta nell'ultimo periodo sta perdendo, la Roma sta facendo ha una certa continuità però non fa tanti punti, mentre invece la Lazio alterna. Allora, ci sono dei momenti, quindi da un punto di vista è una questione psicologica, fisica, perché insomma si vede che il Napoli ha avuto un momento di difficoltà perché gli mancavano i giocatori. L'Inter ha un momento di troppi impegni, si è un po' afflosciata anche da un punto di vista psicologico forse, ma penso più che altro da un punto di vista fisico. Il Milan E lì il non ha problema una del Milan è brillantezza, proprio organico, nel senso non è che brillante. Sì, scusa, prego. è l'organico, nel senso che al massimo del suo splendore può veramente sono ottimi giocatori. La panchina è un po' meno abbondante degli altri, soprattutto però ovviamente abbiamo deciso di utilizzare bravi giocatori, ma dire anzianotti forse non rende neanche l'idea, in avanti, e lì è una questione fisica. Ibrahimovic l'abbiamo salutato da mo'. Giroud va quando vuole andare lui. L'esperimento Pellegrini è finito come è finito, e sono rimasto io e alcuni miei amici. Senti, ma Ibra che dice che appunto non se ne va via finché non vince qualcosa col Milan. Mi sa che ce lo teniamo per fine 50 anni, mi sa. Mi hai tolto la battuta ovviamente e quindi è abbastanza evidente, però devo dire la verità, anche l'anno scorso c'era molti estimatori di Ibra, dicevano però con Ibra, eppure Milan vinceva, ha fatto gli stessi punti senza problemi, quindi riusciva ad ammortizzare il colpo. È così fondamentale avere Ibrahimovic, lo è stato probabilmente. No, allora Ibrahimovic secondo me sarebbe perfetto come vice di Pioli direttamente. Anziché dare sberle sul campo, le dà dalla panchina, è uguale, ci mette un secondo in più, ma l'obiettivo, secondo me lui è lì per quello, ancor più che come giocatore. Il vero problema è che non è tanto questione di Ibrahimovic o non Ibrahimovic, a noi serve un essere umano costruito e muscolarmente idoneo. In quanto tale. Esatto, chi ti pare, non mi interessa, cioè, l'importante è che giochi in attacco. Non possiamo con tutto quello del bene che ti voglio puntare tutto su Leao, perché Leao non è un giocatore da 20 gol a partita. Leao è straordinario, bellissimo da vedere, eccetera, eccetera, ma 10-15 gol esagerando. Rebic è matto come un cavallo, nel senso che ti fa un giorno una partita, ti fa dei ti fa un tiro impossibile, ok? L'attimo dopo sbaglia il passaggio di qua a quello a fianco.
e non si può andare avanti così. Quindi l'attacco purtroppo per noi è un problema. Brahim purtroppo cioè, anche lì con tutto il bene è più basso di me e non voglio dire altro. Cioè, ci vuole anche un po' di fisico da quelle parti lì. Beh, O questo è stato... sei veramente in uno stato di forma eccezionale e ha avuto quel mese e mezzo in cui veramente noi milanisti ci eravamo quasi ricreduti. E però quando questo stato di forma pazzesco scema un attimino, emerge il fatto che è alto 1 metro e un tappo. Bene, allora a questo punto io devo farti vedere questo. No, però non ce l'ho, porca miseria, no. Vediamo se riesco a recuperarlo. Aspetta, perché qua io ho un canale della Lega di Serie A. Andiamo a vedere classifica, statistiche calciatori. Volevo solo un po' farti arrabbiare. Ma sì, Eccolo qua, eccolo qua. Vediamo un attimo se si riesce. Eccolo qua. Forse non riesce a vederlo perché non posso ingrandirlo, però ecco, a destra ci sono ah no, però aspetta, avevo l'immagine, attenzione, avevo l'immagine, quindi dovrei avere l'immagine, almeno. Gol, tiri. Date le premesse, anche se non lo fai vedere, non mi sembra essenziale. No, è importante, invece, anzi, Immaginavo. è importante, ecco, perché da quella parte lì, allora te lo dico. Allora, da una parte a sinistra ci sono i 15 marcatori della Serie A, dopo li andremo a vedere, dall'altra parte i 15 assist men della Serie A. Al primo posto c'è Domenico Berardi, al secondo posto c'è Hakan Çalhanoğlu, era qui che volevo arrivare, no? E non vedo Brahim Diaz tra i primi 15, quindi io dico che va bene essere Che è lì. il simbolo del Milan che vedo un po' in fondo? C'è, Ce n'è uno, ma non riesco a leggerlo. Eccolo lì. È Teo Hernandez. Ah, Teo Hernandez. Hernandez, esatto, con 5 assist, ha fatto 5 assist. Però quello adesso con il senno di poi, al di là del fatto, sto scherzando, no? Ovviamente, però forse tutto sommato un giocatore più completo e fatto finito, forse in quella posizione lì come Çalhanoğlu poteva servire, perché l'anno scorso era l'uomo di qualità. No, Eh, sicuramente Çalhanoğlu però vabbè, è è stata fatta importante una nella scelta nostra rosa. economica e quindi... Lì sai che ci devi fare. È ovvio che ovviamente noi lo odiamo perché è bravo, cioè non per altro. Lo odiamo. Lo odiamo, no, è chiaro, siamo tifosi, quindi non esistono mezze misure. O ti amiamo o ti odiamo. Esatto, Poi c'è esatto. dell'algida indifferenza che riserviamo ad alcuni, però queste sono le macro categorie che bisogna Ecco, sempre. facendo vedere un attimo la cosa, ecco per esempio ritorniamo sulla slide, eccola qua, non so se non si riesce a vedere, comunque vabbè, a sinistra ci sono i 15 top di 15 marcatori, Dusan Vlahovic che adesso ha raggiunto 20, quota 20 dopo aver fatto, quanti ne ha fatti? 4-5 mi sembra nella Juventus, Ciro Immobile che sempre è una garanzia con 19, l'exploit di Giovanni Simeone che arriva a 15, poi c'è Tammy Abraham. Simeone comunque è un mistero del calcio moderno, Vabbè. Cioè veramente un mistero. Cioè, o non segna per 10 partite consecutive, ti fa la tripletta. Io vorrei capire lì dentro cosa alberga come pensiero, cioè mi sfugge completamente. Ma non so, anche perché poi sono stati gol molto di una rapidità estrema, no? Quindi quasi più Eh, un giocatore da area piccola, no? E quindi probabilmente dipende anche dalla capacità della squadra di riuscire a essere in o quella lui zona lì. capisce che quella volta lì non potrà mai fare una tripletta, allora rinuncia, basta, dice no, allora Sì, oggi non gioco. esatto, quindi, beh. Inspiegabile. Poi abbiamo appunto sempre in classifica abbiamo Lautaro appunto con 11 reti che quindi nonostante le polemiche comunque il suo lo fa sempre. Poi abbiamo Antonin Baracca che è sempre del Verona, interessante. Questo è forte, questo è bravo. Sì, perché poi appunto si inserisce, poi c'è Domenico Berardi che finalmente ha raggiunto la sua giusta collocazione e poi Edin Dzeko con 10. C'è anche Scamacca a 10. Ecco, per esempio Scamacca potrebbe essere un profilo per il Milan, visto che pare che ci sia un po' un derby anche sull'acquisto del giocatore. Ma allora, non è assolutamente un brutto profilo. Io però da milanista a questo punto farei tornare indietro anche i giocatori che stanno andando bene in prestito.
Quindi noi abbiamo un buon attaccante che sta andando bene, a questo punto giovane per giovane ottimizziamo i nostri. Sempre Sì. tornando alla logica della valorizzazione dei giovani di casa nostra. Anche perché comunque è sempre un rischio, quindi se la questione è questa, se noi abbiamo X soldi, allora scommessa per scommessa prendiamo i giovani già buoni nostri e poi investiamo su quello che non è più una scommessa, ma è uno certo, o comunque che ha Sì, già, anche, sì, già certo. dimostrato di più, ecco, mettiamola così. Beh, anche perché Come dire, dovendo avere a che fare con i soldi, cioè se non ci sono, a questo punto muoviamoci in maniera intelligente. beh, questo adesso tutto sommato sono state fatte delle scelte intelligenti, anche legate ovviamente al portafoglio, quindi poi tutto non si può avere perché ovviamente se fai delle scelte di natura economica, diciamo che i giovani sono cresciuti, forse il Milan ha già dato, perché altrimenti dopo diventa una squadra troppo, cioè con un futuro magari anche importante, però in cui bisogna anche attendere. Ricordiamoci la questione economica, se tu non vinci, non stai lì dietro, non incassi, è dura, no? E quindi anche gli No, ma sai, sponsor. secondo me tutti puntano a stare in Champions, cioè i soldi veri alla Sì. fine vengono da lì. Non c'è più quella passione, non c'è più appunto il Berlusconi di turno che voleva vincere proprio il trofeo, non voleva solo incassare soldi, voleva vincere il No, beh, trofeo. certo, chiaro. Anzi, secondo me ne ha buttati via, diciamo che perseguiva forse altri obiettivi, ma diciamo dal punto di vista economico forse ci ha più smenato che guadagnato. Però lo scudetto non era un obiettivo secondario, lui lo voleva vincere lo scudetto da tifoso. Invece le proprietà non solo del Milan, ma in realtà ormai quasi tutti, perché ormai sono quasi più americani, eccetera, a possedere le società calcistiche italiane, saranno sempre di più. A loro interessa semplicemente stare al di sopra di una certa soglia, che è quella della sopravvivenza Sì, economica. di non dare a smenarci, andare a Il guadagnarci. trofeo in sé interessa e non interessa, ecco, secondo Sì, me. lo so, questo è un discorso che è legato. Hai detto una cosa molto interessante, cioè prendiamo sempre la Premier come esempio e lì alla fine però vogliono vincere, quindi perché comunque c'è molta concorrenza sia a livello, chiamiamolo così, economico che a livello ovviamente di passione da sempre, storico. Da noi c'è la passione da un punto di vista storico delle varie squadre, dal punto di vista economico c'è un galleggiamento, anche se effettivamente stanno venendo fuori interessamenti appunto di varie, cioè il fatto che ci siano delle proprietà straniere che stanno arrivando vuol dire che hanno ragionato che il campionato italiano forse può tornare a certi livelli, quindi di appeal dico poi. Quindi poi è chiaro che se dopo la fine, non dico che uno deve morire come cos'era l'Arsenal di Wenger che continuava a conquistare i giocatori e poi dopo alla fine ha vinto qualcosa ma non ha vinto come avrebbe dovuto vincere, alla fine l'importante era partecipare, no? Direi proprio di Esatto. no. Allora, Non me lo vabbè. auguro, per la mia squadra. Senti, vabbè, quindi allora il Napoli in qualche modo rompe un po' l'equilibrio delle due milanesi, la Juventus rompe, punto, rompe Bravo. perché deve sempre rompere, e l'Atalanta è una squadra che mi sembra che invece deve grossi problemi. No, guarda, quello che proprio mi spezza il cuore è l'Atalanta, nel senso Eh, che, ma come potrai immaginare, innanzitutto come venir meno come argine verso la Juventus. Cioè la Juventus ha veramente una fortuna micidiale, perché al di là di aver speso tutti quei soldi per Vlahovic, e avere un Vlahovic in più o un meno è una differenza certo, rilevante, ok? Dall'altra parte l'Atalanta gli si è sono un po' infortunati implosa. tutti, anche il guardarobiere, cioè veramente non c'è più nessuno. In attacco è riuscito a farli fuori tutti completamente e Sì, non segna più. vuole tutta, eh. Infatti non segna più perché era la squadra che segnava 2 anni fa, era la prima squadra che aveva forato 90 gol, E credo. lì è sfortuna, non E c'è lì è altro da dire. sfortuna, sì, sì, infatti ha 46 reti, vabbè, non è neanche tanto, ne ha fatti sempre più della Juventus. Poi vedi anche il calcio è anche logica, insomma, se Eh, tu vedi il tabellino, la Juventus era fino a 4-5 giornate fa aveva 30 reti, cioè una cosa, era la questione è undicesima. questa, cioè, se ti si infortunano, se la politica della tua squadra è quella di comprare dei giocatori molto anziani tutti nello stesso ruolo e questi si infortunano, non è Certo, sfiga, è programmazione che questa è è quella programmazione. che è. Se invece tu li avevi tutti normodotati, con un'età fisiologica, sani,
e ti si rompono tutti ugualmente e lì è sfiga, non ci si può fare niente. Certo, certo. Senti, adesso andiamo a vedere un attimo invece la Coppa Italia, no, perché entriamo un po' nella logica. Anzi, prima di questo volevo solo dire, A visto che abbiamo proposito di pura gloria, come? Scusa? a proposito di pura gloria. Sì, perché poi alla fine, cioè la la Coppa Italia diventa appetibile verso la fine, no, delle Esatto, ultime. dice: "Vabbè, ma almeno ho vinto la Coppa Italia". Allora senti, siccome siamo arrivati abbiamo superato la metà della nostra ora, di solito io faccio sempre un po' un riferimento alla questione editoriale, no, ovviamente hai nel tuo listino qualcosa che si avvicini al calcio nel Sagom Editore? Allora, stiamo lavorando effettivamente a un progetto, ma, non posso ancora Ah, rivelarlo, okay, certo, però diciamo che è vicino alle mie passioni, ecco, non dico altro. ho capito. Va bene, Per ti faccio quanto tanti auguri allora. Figurati, grazie a te, Prego. grazie a te. Però no, però la cosa divertente è che un attimo prima di collegarmi ero, al telefono con un grande interista, Sì. che vi saluta, che è Enrico Beruschi, Ah, grandissimo caspita, interista. certo. Diciamo che il mondo della comicità, come sai, è milanista, nella sua Sì, grande, almeno sicuramente lo è stato. Adesso poi c'è stato un rigurgito interista. beh, effettivamente un po' il Milan fa un po' ridere da questo punto di vista, no, quindi Assolutamente certo, sì, no, quindi assolutamente sì. beh, non è E vero però dai, adesso diciamo adesso scherziamo, non è vero perché da Paolo Rossi a Bertolino, lo stesso Bonolis che è un acido, però comunque le battute le sa dire, no, cioè non è sì, diciamo che dall'altra parte c'è Battantuono, c'è Boldi, chi è che c'è Sì, ancora? diciamo che negli anni 70, 80 era Milan, ecco, mettiamo così, e poi Sì, piano sì, piano sì, si è sì. spostato su Inter, diciamo così. Mancava Prisco, no, ma manca Eh Prisco, sì, quindi sì. è un personaggio. Vabbè, insomma, son contento che vabbè, anche in quella direzione si possa andare. Allora mi dai anche il là, perché settimana scorsa ho avuto come ospite Cristiano Marrella, che lui è il direttore del blog Interisti Stalinisti, ed è un blog simpaticissimo, ovviamente utilizza quella Conosco. metafora di natura politica, chiamiamola così, e venerdì, sabato e domenica venerdì parte il Book Pride a Milano, negli studi di Super Studio, e presenteremo il libro, quindi io e lui andremo alla Super Studio. Il titolo è appunto, il libro è questo, Interisti Stalinisti, quindi ci vorrebbe nella casa editrice Sagoma magari una ristampa, Assolutamente, se assolutamente vuoi. sì. E allora per chi vuole venire indubbiamente c'è la possibilità, ecco, quindi tra parentesi c'è un altro libro che però mi sfugge, dovrei recuperare il titolo e vediamo se riesco a recuperarlo per tempo, ed è un libro sul Milan, e il relatore sarà Paolo Condò, quindi avremo prima Paolo Condò e poi ci saremo noi con interisti stalinisti. Chiusa la parentesi che riguarda ovviamente casa editrice Sagom Editore, i libri e gli prossimi appuntamenti, ritorniamo anzi iniziamo con la Coppa Italia. Comunque, se Allora, posso fare solo un ultimo prego? cenno editoriale, Sì? per i milanisti e gli interisti suggerisco la lettura di un nostro libro che era Malanotte sì, della Silvia Nicchiarico, che Presentato racconta l'anno dei scorso. che racconta dei dietro le quinte incredibili di quel mondo anche. Veramente È vero, incredibili. sì, sì, l'avevo presentato l'anno scorso con la Silvia Necchiari, con la Gabriella Mancini, Esatto, ed è stato l'unico libro che abbiamo presentato adesso di Sagoma Editore, quindi però ce ne saranno altre possibilità. Ovviamente quando ci sarà quello di colore rosso-nero lo faremo, ovviamente. esatto, bravissimo, segnatelo. Bene, bene. No, invece volevo parlare appunto di Coppa Italia. Coppa Italia, allora partiamo dalla lontana. L'altra settimana c'è stato un Milan-Lazio e Sarri, lo vediamo qua, ha detto una cosa che riguardava la formula della Coppa Italia. Diceva che la Coppa Italia, arrivato a un certo punto, così come studiata e strutturata, serve solo per fare gli incassi, far arrivare sempre le solite note in fondo alla competizione. Ma io È sono giu abbastanza d'accordo, devo Sei dire. d'accordo? Nel senso che è abbastanza, allora, mettiamola così, quale che sia lo scopo perseguito,
sicuramente è noioso. Sì. Anche sta cosa, potevamo tenere da una parte la partita secca, cioè una competizione almeno con la partita secca, e potevamo tenere a scegliere proprio la Coppa Italia, poi aprendola un po' come si fa nel calcio inglese, veramente a tutti quanti, quindi anche alla possibile sorpresa dell'exploit della squadra che impazzisce e riesce a battere le grandi, insomma si crea un po' quell'aspetto emotivo che nel Attenzione calcio... Carlo, ti fermo perché è arrivato Andrea Santonastaso, eccolo Eccolo, qua. Bella. codardo, Eccolo, ciao Andrea, Forza piacere. Inter, forza Inter. sempre. Va bene, benissimo, guarda. Scusate molto il ritardo, scusate No, proprio. ma va benissimo, dai, No, una dagli cosa al interisti ci volo. aspettiamo Poi qualunque cosa. potrebbe succedere da un momento all'altro, perché sono a bordo campo in Sì. macchina. Mio figlio è appena uscito per andare agli spogliatoi, potrebbe tornare da un momento all'altro e dirmi che c'è un problema, quindi io sono qua, poi vediamo. E Va dirti bene, forza allora, Milan, così a tradimento. Andrea, allora innanzitutto grazie perché hai fatto di Grazie a tutto per te. partecipare. Devo dire la verità che fino adesso abbiamo parlato, abbiamo detto aspettiamo, Andrea non si sa mai, e quindi eravamo a un certo punto non si sa mai prima di iniziare a parlare di Coppa Italia. Abbiamo iniziato a parlare di Coppa Italia e pum, sei arrivato tu. Allora, siccome incombe tuo figlio, andiamo subito al dunque. Allora, domani... Vai. domani c'è la partita, no? C'è questo derby. Sì. Allora, Sì. sto derby qua, sinceramente, è tra virgolette una gran rottura di scatole perché l'Inter ha tante partite, ne ha fatte tante ed è in un momento fisico veramente di grandi difficoltà, cioè la fa come va. Sei d'accordo che è un po' un fastidio visto che l'altra settimana, quella successiva, c'è il ritorno con Liverpool? Allora, noi, faccio un ricordo, ne perdemmo 1-6-0, mi pare, in Coppa Italia, giusto? Nei momenti. Ero lì. Ok. Era campionato, era. No, secondo me era Coppa Italia. Sei sicuro che fosse campionato? Era campionato. 6-0 campionato? Allora mi correggo. Io ricordo che era Coppa Italia, però magari mi ricordo male. Comunque sia, ne No, prendemmo... ci fu un 5-0 o un Ti 5-1. confondi. Ci fu un Perché 5... ne abbiamo persi talmente tanti che è fatica fare... Capito? No, Comunque sia, vabbè, qualunque sia il risultato, era una botta. Ecco. penso che il derby in Coppa Italia non sia mai una rottura, perché il derby non è mai una rottura, perché il derby Okay. comunque sia, se lo giochi lo devi giocare seriamente. Se avrei preferito che incontrassimo un'altra squadra in semifinale e non ci fosse il derby, ti posso dire sì, in realtà avrei preferito che fosse concepito diversamente il calendario del campionato di calcio e di serie di Coppa Italia e di tutto il resto, cioè secondo me è quello lì che mi fa un po' ridere. Va bene, allora andiamo un attimo da Carlo. Anche questa è una situazione, perché prima di iniziare hai detto che eri un po' preoccupato del fatto di dover fare questo derby, Carlo. C'è un po'... Allora, noi come sai puntiamo alla Coppa Italia. Sono certo che perderemo, ok? Anzi, faccio i migliori auguri ai cugini di un'ottima riuscita. Se faccio un'inquadratura veloce così, guarda, vedi Esatto. le mani. Quindi ciò premesso, ok? In realtà se poi vuoi vincere la Coppa Italia qualcuno devi affrontare, si affronta anche l'Inter. Si affronta anche l'Inter con la doppia gioia di questo, che se non riesci a batterla, quantomeno cerchi di affaticarla il più possibile, in maniera tale che da sto filotto qualcosa la portiamo a casa, almeno lato scudetto, dove ovviamente, per carità, perderemo anche quello, ma facendoli soffrire il più possibile. Pioli oggi in conferenza stampa ha detto che è arrivato il momento di essere vincenti, perché anche da un certo punto di vista il Milan è sempre lì, primo, secondo, è sempre lì attorno, però deve anche dare la zampata conclusiva. Ma Pioli parlava per il Milan o per se stesso? Perché il problema secondo me non è tanto il Milan, è lui che è tutta la vita che non è vincente. Ma lo dico da ex tifoso della squadra allenata da Pioli. No, Guarda scusa, è bellissimo sto gatto. Ma ciao, bello. È arrivato, è milanista, anche lui voleva partecipare. Bene, allora scusa Andrea, abbiamo avuto un attimo di disattenzione. No, dicevo quella cosa lì dicevo quello di Pioli, cioè che non capisco se parli per se stesso. Essendo stato anch'io, la mia squadra è stata allenata da Pioli, ricordo perfettamente questo carattere di Pioli, cioè
uomo fantastico, colto, frasi bellissime, tra l'altro Carlo ecumenico. Sì, no, proprio un modo anche bello di esprimersi, eccetera. Però poi stringhi alla fine quando si tratta noi milanisti lo chiamiamo Padre Pioli, ti dico solo. Sì, è un po' così, è un po' così. Però effettivamente poi è molto bello, anche elegante, esteticamente. No, tutto bene, da portarsi proprio nell'alta società a cena, tutto a posto. Sì. Quello che nel nostro caso il problema è questo, che se tu però ti metti davanti ai giocatori giovani, ok? Va bene l'incoraggiamento, crei il coso di squadra, tutte quelle robe, bravo. Però 2 sberle ogni tanto, sti qua gliele devi dare. Va bene, andiamo avanti. Va bene. No, io ho paura che Andrea ci debba lasciare, quindi andiamo un po' No, sono qua, guarda, mio figlio in realtà non si è presentato, quindi secondo me per un altro quarto d'ora siamo tranquilli, ma anche di più. 18enne, 20enne, l'approccio pedagogico ci vuole, quello sì, lo schiaffo, secondo me ogni tanto ci vuole. È lo stesso motivo per cui all'Inter non capiamo perché dopo che hanno rinnovato Barella e Lautaro hanno smesso di giocare a calcio. Ma capita anche da queste parti, Guarda, sarà un caso, ma guarda, purtroppo quei due lì hanno rinnovato e hanno smesso di giocare e adesso arriva Brozovic, infatti ha già cominciato a giocare peggio, vedi, perché sembra che si sia già accordato. E tra un po' anche Perisic. Ma sarà un caso, ma sarà così. Per il motivo per cui sono convinto fermamente, lo dico davanti a Carlo e anche a Fulvio, che lo scudetto lo vincerà la Juve. Ecco, infatti ne abbiamo anche un po' parlato, anche ovviamente prima nella prima parte. Siamo arrivati effettivamente a 13 risultati utili consecutivi, 8 vittorie e 5 pareggi, quindi praticamente la Juve ha un filotto zitta, con anche l'avvento di un giocatore come Vlahovic che finalizza un po' di più, non determinante al massimo, però insomma qualche gol comincia a essere importante, quindi questa situazione. Però ha 3 squadre davanti, il Napoli anche sta facendo un bel filotto da 8 partite, quindi e dura un po' per tutti. Andrea, per ciò che riguarda invece il derby di domani, quindi c'è un che bello, c'è un discorso. Mi piace fare un'immagine un po' tipo Spectre. apprezzo. Senti, il problema, dicono ha fatto 53 tiri nelle ultime 2 partite e ha segnato poco. Per me c'è un'involuzione da un punto di vista fisico, c'è stata molta stanchezza, c'è stata anche la botta del derby del Liverpool, quindi perché se avessi vinto quelle probabilmente anche entravi con un certo, magari le energie le vai anche a recuperare ulteriormente. Sì, però magari non le hai vinte perché eri stanco, cioè perché faccio notare che in tutti e 2 i casi arrivati al 65esimo, 70esimo sei crollato, si è sgonfiata, quindi magari anche per quello non le hai vinte. Certo, ecco, però voglio dire, le ultime partite mi sono piaciute poco perché non avendo più tante idee, l'Inter attacca molto dalle fasce, soprattutto da sinistra, con dei cross, quindi adesso danno la colpa a Lautaro perché non segna, o Dzeko perché non segna, perché stanno dentro all'area. È chiaro che fai fare bella figura alle difese già schierate, no? Quindi io domando a te quale possa essere, diciamo, la chiave di volta, magari non so, dei giocatori che possono centralmente entrare maggiormente. Penso che manchino per esempio i gol dei centrocampisti in questo. Penso che il problema sia proprio lì, cioè io credo che invece che fasce o varie o attaccanti, con tutto che gli attaccanti sono un po' appannati, insomma in questo momento è inutile negarlo, Lautaro è da tanto che non segna, ma soprattutto è da tanto che non corre, che credo sia quello il problema più grosso, corre meno quantomeno. Però è vero che i centrocampisti, io, cioè, siccome all'Inter è intoccabile anche solo nei social, eccetera, ma io penso che Barella sia un problema, da un po' lo è, perché ha smesso di giocare. A parte che ha fatto un modo di farsi cacciare fuori con Real Madrid e non è una bella cosa e nessuno gliel'ha fatto notare, ma poi a parte questo io penso proprio che Barella sia un problema per il gioco dell'Inter, nel senso che trovo che si sia un po' sgonfiato, e quando si sgonfia Barella si sgonfia anche Çalhanoğlu, che voi abbastanza bene conoscete, e i tifosi milanisti abbastanza bene conoscono. Anche lui credo che sia un problema, perché senza Barella che lo aiuta a meno veemenza dell'anno scorso con Conte, era molto più sul pezzo, no? Quest'anno mi sembra dopo gli europei si è un po' sgonfiato, magari anche una stagione lunga, è uno che poi perde tantissime energie, no? Quindi però
Io sono fermamente convinto. Del solito, Barella. Lo dico davanti al milanista. Sì. Sono fermamente convinto che l'Inter si riprenderà e dopo poi ricomincerete a dire che è la squadra più forte del campionato. Ma sono convinto che si riprenda. Questo poi dal punto di vista dei punti, e ieri sera ad esempio la partita del Napoli con la Lazio è la dimostrazione che adesso da adesso fino alla fine contano quelli lì, non conta mica certo. Se domini, fai 50 tiri. Andrea, visto che siamo qua, faccio vedere il calendario fino alla fine del campionato e quindi abbiamo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 partite, compreso il Liverpool e le 2 semifinali, 14 partite. Poi se uno va avanti anche per la finale, c'è anche la finale di Coppa Italia, oppure se vai avanti in Champions, addio, ne abbiamo altre. Vabbè, insomma, poi dopo staremo a vedere. Però sarei sereno, direi. Come? Sarei sereno comunque. Sarei sereno, va bene. Da tifoso è una figata, sai quante partite mi vedo? Cioè adesso poi al di là del fatto che poi vanno bene o male, da tifoso è una sono come i tifosi che fanno i conti nelle squadre e abbiamo speso troppo, che io penso sempre che te ne frega. È vero, sono soldi tuoi. Fa tutte queste problematiche, come il tifoso della Juve non credo che si sia posto dei problemi per il fatto che i debiti sono sempre di più, però intanto sono comprati Vlahovic, non credo che sia fatto tanti problemi, c'è una pacchia adesso che c'hanno quel signore là. Andrea, mi stai tirando fuori degli argomenti da tanto tempo che io tratto proprio l'argomento dell'Inter triste, no? Perché io sono interista, però basta, non ne possiamo più sempre di questa deriva che in qualche modo porta, diciamo, il tifoso a dover autoflagellarsi, ma di che cosa, no? E quindi anche questo discorso qua che riguarda i soldi, quando hanno pagato troppo, lascia perdere, tanto ormai è una suggestione il calcio. No, poi tra l'altro una cosa che faccio notare a tutti i tifosi in generale, anche al milanista qua presente, a proposito degli episodi, adesso non so come andrà domani sera, ma il derby, l'ultimo derby che abbiamo giocato, lo dico ai tifosi dell'Inter, cioè ce lo siamo perso un po' così da soli, ecco. Poi va bene tutto, ma il buon Don Pioli 2 tiri in porta ha fatto, poi è vero, però sono rimasti in partita. Il merito loro è stato il derby bisogna vincerlo male, se no non c'è neanche divertimento. Certo, ovvio. Come quello di Icardi di qualche anno fa cross di vicino dalla destra, quella roba lì, cioè che mi ricordo che proprio era come io mi guardavo intorno dopo il gol come se avessi rubato pensavo, aspetta, ho rubato qualcosa. Io sullo schermo del mio cellulare ho l'autogol di Ferri pressato da Gullit. Ma grande, ragazzi, mi state facendo vedere delle cose. Io ero a San Siro a perdere il 6-0 con Seedorf che non sapeva più cosa fare, con 2 gol di Comandini. Vi state parlando dell'autore di rendiamoci conto, capito? Però ti posso dire delle cose belle anche. Guarda, io andai a vedere da Bologna, perché vivo a Bologna. Sì. Andai a vedere un derby, mi ricordo, con gli amici andavamo a vedere un derby e vedevo dal terzo anello in cima non si vedeva quasi niente. Klinsmann che fa un cross e Berti che segna contro il Milan dei sogni, quello che faceva sì. 92, 30 anni fa, cross dalla destra. Tutti, capito? Erano i più forti, ci hanno preso a pallonate tutta la partita, però non hanno fatto gol, alla fine faceva quello. Allora a questo punto vi chiedo qual è il derby del cuore della vostra vita, perché io ne ho 2, però voglio sapere da voi. Carlo, Carlo. Quello che ho citato, io ce l'ho sul cellulare. Quello lì? Ero lì allo stadio, la curva giusta per vedere quel gol lì. Io sono a posto così. Io ne ho 2. C'è un altro episodio clamoroso. Carlo, non era eclatante però quel derby lì, dai. No, ma è una cosa del cuore. Affettivo. Okay. Cioè, l'altro invece è stato il pareggio, non mi ricordo, forse era un tristissimo 0-0 o l'1-1, non mi ricordo, ma la semifinale di Champions. Certo. L'andata, ok? Sì. Ma perché io per una questione che non troppo... No, ma dillo. Allora, ero in fila, dico solo questo, ero in fila per andare a vedere, fare l'ultimo saluto al Papa. Sono entrato. Allora, chi mi conosce non riesce a comprendere tutto questo, ok? Io però dovevo accompagnare la mia compagna che era molto affezionata e ho detto no, tranquillo, non posso lasciarti da sola, no? Certo. Ora vengo. Quindi allora entriamo in fila alle 8:30 di sera
entreremo a San Pietro alle 8:30 del mattino, ok? E dalle 9 io ero l'unico in fila, perché ovviamente con le cuffie, a cercare di zittire dei fan del Papa polacchi che erano dietro di noi, che sembrava il Legia Varsavia, c'erano io, come dire, chiedevo rispetto, e loro pensavano per il Papa, io invece perché non sentivo la partita. E ovviamente la partita mi è rimasta molto impressa. No, io ne ho due di derby. Uno, quello con Ronaldo, che segnò quel gol meraviglioso, col destro del 3-0. Sì, Ronaldo quello vero, perché dopo poi tutto quello che è andato in giro per il resto del mondo era un po' meno vero, e mi diverte anche, soprattutto perché ho fatto vedere a mio figlio, ho fatto vedere anche quello in cui Ronaldo segnò un gol per il Milan, sempre perché io amo i giocatori quelli così, e l'altro invece derby che ho nel cuore, dunque, per me uno dei motivi per cui vale la pena vivere, o meglio, vale la pena essere interista, è Diego Milito. Io credo che sia una delle ragioni per cui vale proprio la pena, capito? Vabbè, insomma, le Veroniche su Abate. Ragazzi, ma che meraviglia! Cioè, proprio una cosa bella. Mi piace vincere facile. No, perché mi piace il bel calcio, chiaramente con la maglia dell'Inter. Poi in realtà posso citarti anche, siccome sono amante del calcio in generale, anche qualcosa di cose bellissime viste in maglia rossonera, perché insomma ci sono giocatori, io ero uno stimatore di UEA, quindi in realtà quando giocava UEA mi piaceva vederlo giocare. Me lo ricordo che era una bellezza. In questo momento storico, per esempio, vedere Shevchenko dalla piazza Trafalgar Square, eccetera, eccetera, mi viene in mente come effettivamente Shevchenko è un giocatore che non può non piacere a tutti. No, sia come personaggio. L'esonero genoano è come se l'avessero fatto a un mio parente, guarda. Però adesso non siamo più neanche in una situazione, è cambiato tanto, no, per dire, no? Quindi un po'. Volevo solo dire, il calcio è bello, io cerco di spiegarlo sempre a mio figlio, che è nato interista e tutto il resto, e cerco sempre di spiegargli che il calcio, quando è bello qualunque sia il colore della maglia. L'unica un po' meno bello è quando la maglia è bianconera, ma per il resto ma lì perché ci sono delle questioni di Juve merda, ma sono delle altre cose. Questo è detto così proprio, sì, ma lì è il nonno Pippo. Andrea, l'ho già chiarito io a inizio trasmissione di ciò che è possibile o non è possibile fare. Ci sono dei paletti. Sono delle cose fisse. È una fascia protetta questa, quindi sai, il momento. No, invece volevo dirvi i miei, una cosa velocissima, un famoso gol di Serena 1-0 con cross di Bergomi, quello per me è quello fondamentale, perché vivevamo una guerra talebana contro Sacchi e noi eravamo trapattoniani, e quindi sapere che il grande Milan con il nuovo calcio veniva infinocchiato, scusate il termine, da un contropiede puro dopo aver subito per 50 minuti tiri. Io mi ricordo che ero dietro la porta dell'Inter, vedevo passaggio, Gulli, Donadoni fuori di niente e Zenga parava di niente, una cosa continua, un assalto continuo, e poi alla fine vedi il contropiede, Bergomi si invola, è vero, e Rijkaard che cerca di contrastare Serena, e l'altro è il 2-0 invece del ritorno dell'anno di Mourinho, il primo anno di Mourinho, con espulsione di Schneider, e vinceva l'Inter 1-0 e la mette dentro Pandev su un'azione che ha fatto in percussione. Ha detto: se la mettesse dentro chiudiamo qua la partita, perché ci stanno veramente massacrando da un punto di vista arbitrale, e infatti la mise dentro, e lì c'era un po' di questioni un po' extra, eccetera eccetera. Però ma perché Mourinho lo sta dimostrando quest'anno, non è mai stato molto simpatico alla classe arbitrale in generale, infatti, anche quest'anno insomma mi sembra di poter dire non fa neanche molto per ringraziarsi. No, lui non fa, devo dire, vuole niente. Lo vuole nel contratto. Quelle 2 o 3 lezioni da padre Pioli. Esatto, 2 o 3 parole giuste da dire al momento giusto, invece lui quella roba lì non ha imparato. Allora, guardo la chat, ve nei commenti c'è, per un milanista amico vostro, di qualcuno, Andrea Papa George, come il 6-0 non ce n'è, e poi replica Carlo a Roma come a Battantuono con le cuffie nel cinema, esatto, quindi
Io vidi un derby con Diego, con Amatantuono, nel locale Colorado, il Colorado Caffè, seduto con lui, perché mi volle seduto di fianco a lui, c'era lo schermo, avevano montato lo schermo gigantesco e lui mi volle seduto di fianco a lui perché voleva un interista da insultare. Certo. Sapeva che io sono interista, mi mise di fianco e mi insultò tutta la partita. Fece gol, mi ricordo, Vieri di ginocchio, una roba assurda. 1-0. Non ho mai preso tanti insulti come dopo il gol di ieri, cioè come se l'avessi fatto io, mi diceva di tutto, ma che cazzo, ma ti sembra un poi mi accusava, capito, di non, che il mio giocatore non aveva segnato in maniera consona. Pensa, è stato l'unico derby in cui ha segnato Vieri di sì. ginocchio, non ha segnato altre volte. Vabbè, insomma, ce ne sono tanti di derby. È bello questa atmosfera pre-derby, era quello che dicevamo prima, no? Anche quando non c'era ancora Andrea, lo diciamo ad Andrea, che negli ultimi anni il Milan e l'Inter hanno dovuto sopportare questa ascesa, ovviamente, questo dominio da parte della Juventus, meritato o non meritato, comunque c'è stato, e invece il fair play finanziario e i cambi di società hanno creato dei grossi problemi di squadra di Milano. Adesso tutto sommato ce la stiamo anche godendo, anche se poi adesso c'è il Napoli. Il campionato è interessante. Andrea, tu come lo vedi da un punto di vista calcistico il campionato? Perché io ho sempre polemica su questo. Per me il campionato nostro è molto difficile, non possiamo paragonarlo ad altri, però in altri campionati sono già finiti, ci sono già gli esiti finali, no? Il Paris Saint-Germain, secondo me è positivo che da noi si combatta così, che giochino così, che sia il merito, credo che non sia però delle 3 squadre / 4 5 in testa, ma penso che sia di quelle dietro, perché Sassuolo, Genoa l'altra sera, Udinese dimostrano che sono da cresciute. noi non si fa mai, non c'è mai una partita semplice. Credo che sia bello per quello. Io l'altra sera il Genoa pressavano in una maniera, ragazzi, impressionante. Sì. Ed era bello vederli così. Poi il Genoa, devo dire, dal punto di vista del cuore, per me è la seconda squadra, quindi l'altra sera mi combattevo, vedevo questa roba. Però in generale penso che il nostro campionato sia interessante per quel motivo lì. Penso che se lo giocheranno fino all'ultimo tutte e tre. Non so dirti, guarda, vi devo dire di più, lo dico tra interisti e milanisti, che se lo vincesse il Napoli però non sarebbe una cosa che mi dispiace così tanto, per la città di Napoli, per alcuni giocatori del Napoli, per l'allenatore del Napoli. Sì, è Io, vero. Sì. dobbiamo tanto rispetto a quel signore lì. È vero, allora, è vero. Per questi motivi penso che non sarebbe poi uno scempio. Se dovesse succedere che lo va a vincere la Juve, io vado a casa di Carlo e insieme ci impicchiamo in salotto. Parlando con Carlo prima... Grazie, però. Parlando con Carlo prima si diceva che l'Inter ha un paio di stagioni di vantaggio nei confronti del Milan come costruzione della squadra, ed effettivamente è partito tutto con Spalletti che ha inquadrato, poi c'era il problema Icardi, insomma dopo ha cambiato, ha messo Brozovic centromediano e poi è arrivato Conte e quindi vabbè, a quel punto Brozovic è solo merito di Spalletti, Spalletti. Quel Brozovic lì. Vi faccio vedere un attimo il calendario invece del Milan, eccolo qua, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 partite, una partita in meno, tra parentesi, quella del Milan non so se è segnato, quella dell'Inter non so se è segnato il recupero con il Bologna. L'Inter ha anche il recupero del Bologna, quindi sono 15 partite, 13 partite ne ha il Milan perché appunto ha le 2 partite di Coppa Italia, e poi andiamo a vedere il Napoli, stiamo parlando del Napoli, attenzione perché 2, 4, 6, 8, 10, 11 partite, quindi ragazzi sono 3-4 partite in meno, vuol dire tanto in questo Andrea, momento. solo per farti un nome che ovviamente non ti è oscuro, ti dico solo che sono stato invitato il 6 sera, ok, per una serata da Zelig. Io dico, ma ragazzi, ma allora non abbiamo capito niente. No! Cioè, allora, o no? No, infatti è proprio così. Cioè io dico, non è che me l'abbiano invitato a Genova o a Cagliari, no. Io non so. Hai detto che hai il Covid. Tutti cortesissimi, per carità. Io è capitato che mi invitassero a fare la sera del
il pomeriggio del derby mi invitassero, ho detto ho il Covid, e mi ha risposto ma ce l'hai veramente? Ho risposto no, ma sono sicuro che mi viene proprio il giorno prima, cioè, Sicuro? ma come, ma non hai? No, l'ho anche già avuto, ma spero di averlo ancora, e se non ce l'ho diventa come le scuse a scuola, leggera costipazione, perché dopo poi fortuna, visto che è una malattia che insomma ha perso un po' di sua forza. Sentite, siamo arrivati alla fine, però prima di congedarci parliamo un attimo del risultato in sé, no? Adesso lasciando perdere corni, toccando ferro o che cosa. Quindi aspettiamo, credo che sia valido ancora, non è valido il gol in trasferta. Sì, quindi è valido. È valido? Io in Coppa Italia, credo che in Coppa Italia da noi è assurdo, ma credo che sia ancora valido. Quindi siamo davanti a un Milan-Inter e quindi vabbè, insomma, vediamo allora se si riesce a segnare finalmente qualcosina in più, no? Quindi posso dare il pronostico allora? Vai. 1-1. Vabbè, guarda, avrei detto la stessa cosa, anche secondo me. Perché sono due squadre incerottate che giocheranno il primo tempo e il secondo già ne faranno più. Secondo me sì, secondo me segnerà il Milan il primo tempo e l'Inter pareggerà, perché il Milan nel secondo tempo penserà alla partita che l'aspetta nel weekend e quindi inevitabilmente finirà per essere... Anche se non ci penserà, si guarderà intorno e ha detto questo possiamo fare e basta. Esatto. Prossimo turno velocissimo di campionato, eccolo qua. Abbiamo Inter Salernitana appunto venerdì 4 alle 20:45, poi c'è Udinese Sampdoria, Roma Atalanta, questa partitaccia da un certo punto di vista, Cagliari Lazio, occhio a questo Cagliari che sta risalendo, Genoa Empoli, bella partita anche in questo caso, Fiorentina Verona, bella partita anche qua con il Verona che sempre regala delle partite interessanti, Bologna Torino un po' di due squadre un po' dimesse in questo momento, Venezia Sassuolo, e Sassuolo che potrebbe fare il tris consecutivo di vittorie, Juventus Spezia, quindi dovrebbe essere il turno a favore della Juventus. Ma la Juve è una partita difficile, la gioca, anche se la gioca, hai ragione, se la gioca. E poi Napoli-Milan, che quindi è una partita a favore, questo turno è un turno a favore dell'Inter, insomma l'Inter in teoria sulla carta, però bisogna giocarle, come dice. Esatto, perché comunque lo Spezia è squadra fetente, io ve lo dico. No, ma infatti speriamo bene per la Juve. L'Inter, io dico sempre a Pietro, mio figlio, faccio questo insegnamento: quando si gioca col Sassuolo dico stai tranquillo Pietro, se no, con la Salernitana, se non vinciamo con la Salernitana, Pietro, è inutile che pensiamo di vincere lo scudetto in casa con la Salernitana. Poi è chiaro, può succedere di tutto, ma in quel caso lì ci sentiamo domenica sera con l'animo in pace, cioè tranquilli che comunque Fulvio, solo per segnalarti un parallelo anche inquietante, entrambi i nostri figli si chiamano Pietro, solo che uno è milanista e l'altro è interista, perché continuiamo di generazione in generazione a costruire. Va bene, vi ringrazio. Andrea, io ti ho presentato prima, non so adesso se ci sono delle iniziative di cui volevi parlare, comunque vabbè, sei direttore artistico del Teatro Cantelli di Vignola, autore, insomma, chi più ne ha. Disegno, io ogni tanto disegno. Ecco. Per Carlo Matetti, per Sagoma Comedy, faccio libri, illustro libri, i classici della letteratura, quella appunto che di solito pubblica Carlo, cioè quella leggera, i grandi classici. Carlo ha voluto che li illustrassi io e io lo faccio quando ci riesco, perché poi veramente il nostro bambino è il terzo bambino, il terzo Pietro, sì, stavolta sì, è possiamo dirlo, sì, quella roba lì ci tengo, anzi se dovete proprio pensare di fare un regalo, sai che Adamo ed Eva, lo dico anche a Carlo Matetti, qui a Vignola l'hanno dovuto riordinare perché pare che in libreria venga regalato spesso, perché nelle illustrazioni c'è mia moglie che insegna in una scuola di danza a Vignola, la gente se ne è accorta e quindi si scambiano tra loro il libro per dire. Il diario di Adamo ed Eva di Twain sta andando veramente molto bene, continua. Forse era da troppo tempo che non veniva pubblicato ed è molto divertente ed effettivamente va molto molto bene.
Va bene, grazie ad Andrea Grazie. Santonastaso, grazie a Carlo Amatetti, direttore appunto di Sagoma Editrice. E Auguri a tutti per domani, mi raccomando. Anche te, i Certo. migliori auguri per il Milan. Certo. Forza Milan. Buon derby, a parte gli scherzi. Grazie per aver partecipato a Che Calcio Che Fa. Grazie, buona serata. Ciao. Ciao Fulvio, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Eccoci, vabbè, insomma, divertente la puntata. Ovviamente un Carlo Amatetti, quindi chiaramente editore di una casa editrice che tratta il sorriso e l'ironia, e ovviamente anche Andrea Santonastaso, molto molto simpatico, ovviamente con la sua ironia, personaggio molto molto divertente, l'abbiamo visto oggi. Va bene, grazie per aver partecipato a Che Calcio Che Fa. Noi ci vediamo settimana prossima, sempre allo stesso orario. Ricordo gli appuntamenti che riguardano ovviamente Equilibri al martedì e Diretta Libro al giovedì, sempre alle 17 sulle pagine Facebook che sono collegate, e ricordo venerdì Interisti Stalinisti di Cristiano Marrella, edito da Red Star Press. Presenteremo questo libro al Book Pride a Milano alle 17:30, quindi chi vuol venire è ben accetto. Ovviamente grazie ovviamente per la partecipazione. Grazie e buona serata a tutti. Ciao ciao.